La comunità islamica di Venezia chiede una moschea. Il presidente dei musulmani, Sadmir Aliovski, ha scritto al governatore Luca Zaia, al sindaco Luigi Brugnaro e al prefetto Vittorio Zappalorto, invitandoli a un incontro per discutere del tema dei luoghi di culto. Magari all'inizio qualcuno ha pensato di affittare un garage per professare la sua fede, ecco, insegnare ai nostri figli, eccetera. Adesso, visto che si tratta di un numero molto elevato, diciamo, parliamo di 25.000 presenze soltanto in Venezia, questi luoghi sì, non possono fare altro che dare magari sospetto perché entra, esce e non sai chi entra, chi esce. Grazie alle offerte dei fedeli, la comunità islamica ha già acquistato un capannone in via Lazzarini, a Marghera, non distante dall'attuale moschea provvisoria di via Monzani, ritenuta insufficiente a ospitare le migliaia di fedeli che si radunano per la preghiera del venerdì. Abbiamo scelto un luogo lontano dal centro, spiegano, per creare il minimo disagio possibile alla popolazione. Abbiamo bisogno veramente di un luogo degno, aperto 24 su 24, controllato dai ordini di sicurezza, eccetera. E siamo disposti, diciamo, abbiamo i sermoni, diciamo, in lingua italiana dove si capisce cosa predichiamo. Nessuna paura, basta avvicinarsi e scoprire chi siamo. Intendiamo aprire un dialogo col comune che ci consenta di avere un luogo di culto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, concludono gli islamici. Ricordiamo che la libertà religiosa è un diritto inviolabile di ogni essere umano, riconosciuto a livello internazionale. Venezia è un mosaico, un bellissimo mosaico di tante chiese, bellissime chiese. Ci sono anche diverse sinagoghe, però manca questo ultimo tassello che dovrebbe essere una moschea. Così facciamo anche, presentiamo un biglietto di visita ai turisti che vengono ogni giorno dall'estero, 8 voli che arrivano da paesi islamici. Questi possono dire, ecco, una città tollerante, una città di pace dove ci sono tutti che possono praticare la loro fede indistintamente.